tu. Esatto. Io sono Marco. Marco. Allora, Alex, che ho intervistato poc'anzi, è il fratello di Marco. Marco naturalmente ha pure questo grave problema, cioè è in cerca dell'anima gemella, però un'anima gemella un po' particolare. Sentiamo il Cavolo perché. mio, guarda, io sono un uomo che veramente ho tante di quelle velleità che sono una cosa pazzesca. Io sono un amante di quello che è bello. Io sono... Cioè tutto ciò che è bello a te piace. E io guarda, per me, io e il Gabriele D'Annunzio, conosci, cavolo? Chi? Gabriele D'Annunzio. Così, vicini di casa. Sì. Guarda, io e Gabriele eravamo, guarda, per me è un sogno lui. Lui aveva tutto questo vittoriale con tutte le sue belle cose qua sul Garda. Tu vai, c'è bellissimo, no? Certo. Cioè, tu è bello. Ascolta Marco, tu hai 35 anni come tuo fratello, d'altronde siete siamo gemelli. gemelli, cavolo. Esatto. Allora ascolta, come mai... Sfigato lui, guarda. Abbiamo un problema uguale io allora. Vabbè, scusami. Come mai Alex è venuto fuori praticamente, diciamo, Lui è un normale? deviato, è un deviato lui, guarda. È un deviato. Io Cioè, gli piace come la mai donna. questa- A lui piace la donna, per me la donna, guarda, io sono così la donna, che schifo la donna. Io amo l'uomo. Certo. Cavolo, che bello No, che sei. Lo so. Sei veramente bello, tu lo sai, sì, lo so, cavolo. beh, Mi piace la parliamo- tua barbetta così. La barbetta bella scura. Sì, lo so. Si vede che sei siciliano. Sì. Bello sei, cavolo. Va bene. Non me lo dai un bacio dopo? No. Per piacere, dai. Allora Marco, perciò Ma parliamo di cavolo, questo. guarda. Oh yeah!